Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta per parlare del nostro tema del giorno. Oggi, come avete visto durante la prima intervista, torniamo ad affrontare il tema della campagna vaccinale per il Covid-19, come sta proseguendo in Veneto e soprattutto nella nostra città, Verona. Stando ai dati di sabato 10 aprile, dall'inizio della campagna, la Regione ha inoculato complessivamente 1 milione circa di dosi, pari all'89,3% delle forniture giunte in Veneto. Nel bollettino aggiornato a sabato sera poi la Regione ha dichiarato di aver vaccinato con almeno una dose l'82,5% degli over 80. Ora il problema principale però, come tutti sappiamo e come sottolineato anche dal direttore dell'ULSS 9 Scaligera, Pietro Girardi, è la carenza di dosi. E allora per parlare di questo siamo in collegamento con Denise Signorelli, direttrice sanitaria dell'ULSS 9 Scaligera. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Allora, dunque, partiamo dal problema principale che abbiamo citato in apertura, ossia la mancanza di dosi, tanto che nei giorni scorsi avete anche dovuto ridurre drasticamente il numero di vaccini somministrati. Ecco, quanto è pesante questa carenza sul territorio? Purtroppo questo sta rallentando una macchina che, come insomma, è stato detto sulla stampa dal direttore generale, ma anche dai sindaci che stanno attivamente contribuendo, potrebbe fare più del doppio di quello che stiamo facendo in questi giorni. Quello appunto che sta guidando il numero di dosi da somministrare è la disponibilità del vaccino e quindi abbiamo rallentato perché le dosi sono poche. Stiamo garantendo principalmente la copertura delle seconde dosi, questo è importante come sapete per rispettare il calendario vaccinale e questo è un aspetto fondamentale che siamo riusciti a presidiare e contemporaneamente stiamo aprendo ad alcune prime dosi. Ovviamente questo margine delle prime dosi è assottigliato rispetto a quello che è avvenuto nelle scorse settimane per la fornitura di vaccino. Quindi non si interrompe nulla, ma si procede più lentamente di quello che potenzialmente si potrebbe fare. Certo. Ecco, in generale però come sta procedendo la campagna vaccinale? Insomma, a che punto siamo con le varie categorie che lo devono ancora ricevere in via prioritaria? Allora, siamo in linea con i dati della Regione Veneto. Regione Veneto ha detto che ha vaccinato circa sopra l'80% degli ultraottantenni. Il dato dell'azienda ULSS 9 è della copertura di circa il 78% degli ultraottantenni. Però, e questo ci siamo accorti in questi giorni, alcuni di questi ultraottantenni sono in realtà contenuti anche nelle liste dei soggetti fragili, quindi se sommassimo a questi numeri anche la parte dei soggetti fragili ultraottantenni, probabilmente siamo in linea con la copertura regionale. Insomma, per noi comunque è un dato importante, come ho ricordato anche in altre interviste, ricordiamoci l'elevata copertura che abbiamo dato nei centri servizi residenziali dove ci sono molti anziani, e lì siamo arrivati quasi al 98% della copertura e questa terza ondata ospedaliera sta dimostrando la bontà e il sostegno di questa campagna vaccinale che ha preservato effettivamente dal contagio molti di questi anziani che erano nel nostro cuore nelle prime e nella seconda ondata, purtroppo per il numero dei decessi. Quindi Certo, sta chiaro. funzionando, questa è una bella notizia. Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, nelle scorse settimane è stato cambiato, anzi è stato introdotto il sistema di prenotazione per la vaccinazione via web. Ecco, che feedback ha avuto questa nuova piattaforma online? Insomma, è risultato efficace anche per le categorie più fragili come gli anziani? Allora, non nascondo che questo ha messo un po' in difficoltà le categorie degli anziani, tant'è che a partire dalla scorsa settimana è partita una forte collaborazione con i sindaci dei nostri 98 comuni proprio per intercettare la necessità di queste persone più anziane nella loro prenotazione. Quindi in questi giorni i sindaci, insomma, per il tramite dei loro addetti comunali, contatteranno e saranno vicini proprio a questo target di popolazione per aiutarli nella prenotazione. Poi c'è da dire che il servizio informatica che segue per l'USL, la disponibilità delle sedute vaccinali legato all'informatica carica di giorno in giorno a seconda delle disponibilità di vaccino, per cui può succedere che alcuni utenti si legano al sistema e trovino disponibilità esaurita. Io invito a non scoraggiarsi perché le sedute sono aperte via via che arrivano i vaccini proprio per evitare di dover spostare persone come è successo nel weekend pasquale perché insomma abbiamo visto che è un disagio di cui ci siamo scusati, quindi preferiamo procedere step by step però di Certo. non interrompendo mai la campagna ma andando con più gradualità.
Quindi il certo. messaggio è, lo so, c'è più difficoltà, però queste disponibilità sono via via caricate di giorno in giorno, ulteriori disponibilità, e quindi di prestare un occhio sempre al sito, dove sapete c'è una sezione dedicata con clicca qui in cui si inserisce il codice fiscale e si può accedere. Certo. Io vorrei dire un'altra cosa Sì, rispetto a questo, perché il numero verde, le segreterie sono fortemente tempestate da persone, in particolare delle categorie estremamente vulnerabili o della legge 104, che a cui non viene riconosciuto il codice fiscale. Questo può succedere perché queste liste sono state formate da una prima estrazione data da azienda zero, che ha selezionato per categorie di esenzione, okay? Quindi questi estremamente vulnerabili. Potrebbe essere che qualche utente non c'è. Quindi a partire da questa settimana questi utenti dovranno rivolgersi al proprio medico di base, il quale inserisce il loro codice e lo trasmette all'US9, che a sua volta lo trasmette ad azienda zero per farli rientrare negli elenchi. Sembra un po' complicato, ma in realtà è un meccanismo che in questi giorni stiamo mettendo a punto. Dal momento in cui l'utente si presenta al proprio medico e il medico lo inserirà in queste liste, la comparsa non è immediata, probabilmente bisognerà aspettare 2 o 3 giorni. sì, Quindi io chiedo di pazientare, perché effettivamente questo so che sta creando disagi, perché i nostri centralini è una delle domande principali che chiaro. arrivano e a Certo, cui bisogna certo. rispondere. Assolutamente. Ecco, sempre su questo fronte, quindi sulle persone, diciamo così, più fragili, adesso che sono partite anche le vaccinazioni da parte dei medici di base, quindi dei medici di famiglia, e nei prossimi giorni dovrebbero partire anche le vaccinazioni a domicilio, ecco, quanto è importante l'entrata in campo della categoria dei medici di base? È importantissima ed è fondamentale proprio per queste categorie che non possono muoversi dal domicilio, che finora effettivamente non abbiamo dimenticato, ma nonostante siano un target prioritario, ancora non sono stati raggiunti dal vaccino. Quindi direi che l'entrata in campo dei medici di base dà una svolta proprio a queste fragilità, e comunque il loro contributo, come sempre affiancato ai servizi dell'USL, è stato fondamentale anche, come sapete, nelle campagne vaccinali, nell'aiuto in campagne straordinarie, perché il medico di medicina generale resta sempre il riferimento del cittadino, e quindi può essere anche un modo per informare, e questo sicuramente è un ruolo che hanno avuto finora, ma a questo punto diventa anche un ruolo, diciamo, attivo nella somministrazione di vaccini. Questa settimana ne partiranno sicuramente altri, oltre a quelli che nelle scorse settimane avevano già cominciato a vaccinare, in particolare le medicine di gruppo integrate, però purtroppo devo dire che se non arrivano ulteriori vaccini, questa disponibilità anche per loro viene ridotta, quindi immagino che anche se vogliono partire il numero delle dosi è Sì. molto piccolo, e proprio per questo è necessario riservarli a chi è più fragile e a domicilio. Certo. Ecco, un'ultima domanda, non vogliamo farla sbilanciare, però insomma, come vede i prossimi mesi di campagna vaccinale? Insomma, possiamo essere ottimisti in qualche modo? Ma io sono sempre stata ottimista dal primo giorno in cui abbiamo fatto il V-Day, se vi ricordate che abbiamo fatto Certo, simbolicamente queste 100 somministrazioni. Innanzitutto perché è veramente un'arma diretta contro il virus SARS-CoV-2, e quindi per me già allora si è intravista una luce. E la differenza cos'è? Rispetto all'entusiasmo che vorremmo mettere nel concludere il prima possibile tutta la campagna di vaccinazione per tutte le categorie della popolazione, ovviamente l'esigenza di aspettare che vengano introdotti via via vaccini, e poi, come vedete, anche una volta che sono introdotti, problemi di produzione piuttosto che come insomma siamo stati abituati in questi giorni, qualche evento avverso che fa clamore, tutto questo contribuisce purtroppo a rallentare la campagna vaccinale, ma io resto ottimista perché dico, non abbiamo mai interrotto la campagna, ci sono stati momenti in cui abbiamo dovuto rallentare, ci sono stati momenti in cui abbiamo riaccelerato, magari guadagnando anche quello che in quelle settimane di rallentamento purtroppo avevamo dovuto tralasciare. Io, ecco, questo penso che sia un messaggio di ottimismo, ma in cui credo veramente, e in cui vorrei convincere anche quei cittadini che magari sono più scettici o che ancora non hanno avuto la possibilità di accedere al vaccino e in qualche modo si sentono di serie B. Qui è un problema di spazio e di disponibilità, stiamo facendo il possibile, i nostri centri
se il vaccino arriva possono lavorare veramente 12 ore al giorno e anche 24. Se non abbiamo ancora aperto alle 24 ore, ci siamo chiesti effettivamente se andare di notte non sia più un disagio per il cittadino che un beneficio. Quindi accanto ai centri di vaccinazione di popolazione, che sapete sono aperti da tempo, stiamo affiancando altre sedi, la caserma Duca Montorio, sapete che sta per partire un drive-in, partirà insomma nelle prossime settimane nell'area di Verona, quindi con questo vogliamo contribuire a dare ancora più speranza perché la campagna possa accelerare non appena noi abbiamo disponibilità di dosi. Assolutamente, beh, noi speriamo, ovviamente ci uniamo al suo ottimismo e speriamo di insomma poter cantare vittoria insomma il prima possibile anche con questa campagna vaccinale. Noi nel frattempo, dottoressa, la ringraziamo, grazie per essere stata con noi e averci fatto questa fotografia della situazione veronese. Grazie a voi, buona giornata. Benissimo, e allora anche noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento allora con l'ultima intervista alle 13:15, sempre per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e a tra poco.